Laudatus Empesiam. Sia sempre laudatus. Sono molto felice, devo dire, di darvi il benvenuto per questo appuntamento. Sono molto felice per tante ragioni. Tanto perché quando nasce una nuova iniziativa, soprattutto se musicale, culturale, è sempre un motivo di grande soddisfazione, anche di orgoglio, perché vuol dire che questo fermento, questo interesse culturale è sempre vivo. Io seguo, per esempio, una grande tradizione sul canto, parte proprio, insomma, dal canto inclusivo del popolo, e si fa nel corso degli anni anche questa formazione di corali, dà una sensazione piuttosto ampia di inclusività, di coinvolgimento della comunità. Quindi questo primo appuntamento che abbiamo uno sguardo molto preciso, cioè verso quel patrimonio, repertorio di canti, preghiere, Misericordias, Slossos, Doxos, tutte quelle forme collettive della devozione. L'isola stasera saranno presenti in questa rassegna, ovviamente il monumento santo, come questo luogo ideale per la comunità. Tra l'altro lo racconteremo attraverso le voci dell'isola, nel senso proprio geografico del termine, perché questa rassegna vuole, partendo da Osei, ripercorrere un po' quella strada storica della polifonia in Sardegna. Noi chiamiamo, tra virgolette, sempre di scuola morese, nel senso che, come sapete, tutto nasce negli anni 50, nella metà degli anni 50 del Novecento, quando le prime formazioni corali di questo tipo di polifonia hanno preso vita, hanno visto la luce, l'inizio, insomma, di un nuovo percorso musicale che prende ispirazione dal popolare, ma è di fatto una musica colta, e quindi con le sezioni vocali, la divisione delle voci, tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi. Ecco che da lì nasce tutto questo fermento culturale che da Nuoro, dal centro dell'isola, negli anni, insomma, alla fine poi degli anni 50, cominciano a nascere le prime formazioni storiche, poi ancora oggi sono in attività, cominciano le pubblicazioni discografiche, ed ecco che dilaga in tutto il territorio regionale questo fenomeno. L'Orosei arriva naturalmente con grande attenzione e interesse, quindi si formano subito delle formazioni corali. Quella che organizza stasera possiamo dire che si fa un po' il regalo del decennale, perché in realtà i primi movimenti musicali nascono nel 2009, poi si costituisce come coro e associazione nel 2011, ma insomma tutto nasce 10 anni fa. E allora 10 anni fa, con questo spirito di voler interpretare i canti, prima di diffusione regionale, poi di diffusione e di patrimonio locale roseino, insomma questa formazione dello Cantores de Sadurre ha voluto iniziare per questo percorso di condivisione. E stasera, dicevo, visto che ho parlato anche un po' del riferimento geografico della nostra isola, noi andremo ad ascoltare delle corali che rappresentano in qualche modo l'area del Sassarese, quindi Ozieri, con una delle formazioni storiche dell'area del Sassarese, di Ozieri in particolare. Questa è la terra del coro città di Ozieri. Andremo nell'Oristanese, anche lì c'è una figura che è molto importante per tutta quella zona, ma credo per l'isola intera, ne parleremo, la figura di Maurizio Carta, e questo coro polifonico che rappresenta quel territorio, che rappresenta un po' il canto dell'isola. Poi scenderemo ancora più nella parte meridionale della Sardegna, Cagliari, col coro Carrales, che già il nome insomma anticipa questa amicizia, questa unione, questa fratellanza, e lì andremo ad ascoltare anche delle cose che si rifanno un po' alle tradizioni del canto. Quindi uno sguardo ampio, un respiro regionale ci permetterà insomma di vivere questa occasione organizzata appunto dal coro dello Cantores de Sadurre, quest'anno luogo di riferimento della comunità rosina, proprio
in questo santuario è presente. E voglio ringraziare il comune di Colosei, che sostiene sempre queste iniziative, sempre molto vicine alle associazioni, quindi non so se arriverà il sindaco di Roversano, un saluto ci farà piacere, ma intanto noi, come vuole ovviamente con la tradizione, iniziamo partendo dai padroni di casa. E proprio visto che abbiamo parlato del cellare, mi piace anche l'idea che questo coro, come molte associazioni, vogliano anche nell'abbigliamento legarsi al territorio. Ed ecco, quindi gli uomini indossano quegli abiti, quei colori, quei riferimenti che sono insomma i tessuti e i modelli che hanno sempre caratterizzato la comunità europea. Quindi io inviterei il coro, Salvatore Stesso, per cui possono cominciare a prendere posizione e poi potete finalmente fare il primo applauso per la città. Io ho avuto insomma modo di capire come si muove questa associazione, c'è molta amicizia, la stessa che si respira nei campi, questo è molto importante. C'è una guida di riferimento di grande competenza, quella di Mina Nannani, che avrà cura di guidare insomma le voci del coro in questo canto che sarà il canto dell'oro, dell'apertura, il canto che ci porta tra l'altro a una tradizione inclusiva, quella dei rosari, dei gozzo, quando diventano canti d'oro, della Maria e sul rosario, e quindi diciamo tutte quelle fasi dei misteri del rosario che è patrimonio collettivo, ma che col coro del Saturno assume anche una dimensione polifonica di grande valore. Quindi questo brano che nasce dalla tradizione popolare, del canto sublime, col coro, la voce solista è quella di Ivano da Silva, la direzione ovviamente quella di Mina Nannani. Tutto questo per augurare a tutti voi una buona serata e buona musica. Maria,
Alessandro Fuori, ma mi piace segnalare il lavoro importante del maestro Mario Colombo, che stasera non è presente, ma è presente insomma il suo lavoro nelle varie armonizzazioni e musiche, quindi volevo citarlo, mi faceva molto piacere. Cominceremo per entrare insomma nei patrimoni collettivi con la Miserere. Questo è un campo particolarmente sentito perché insomma fa parte dei 7 santi, forse il più noto, ma la cosa che ci piacerà molto è quella che questa armonizzazione, questa musica che nasce da Don Antonio Sanna, un'altra delle figure storiche dell'isola, fondatore e direttore del coro di Boccotore, senatore della Resurrezione. Lui si è voluto rifare a una delle espressioni più belle del canto del venerdì santo, che ripercorre la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, cioè i cantori di Castelsanto. Quindi dal popolo nasce questo canto che ancora una volta viene lavorato per le 4 voci, per le 4 sezioni polifoniche e corali, ma che ha una radice profonda nella collettività. Quindi con il coro citato insieme ascoltiamo quel nostro patrimonio che è il Miserere.
Liturgia con il Miserere. C'è un canto che invece non fa parte del patrimonio collettivo, ma è proprio frutto di una composizione, cioè sentire l'esigenza di voler scrivere un canto per l'offertorio, contribuire insomma in qualche modo a rendere grazie a Dio. E questo è un canto che nasce sia come testo che come musica da Don Spano, quindi poi in armonizzazione con una volta come dentro le mani e la sapienza di Mario Colombo hanno fatto il resto dal punto di vista dell'armonizzazione. E Gianmario Tau è il solista di questo caso, e anche in questo caso, ripeto, Don Spano voleva creare un suo modo per dire grazie nel momento dell'offertorio, chiedendosi anche che in realtà noi a Dio non possiamo offrire nulla che Lui non abbia creato, quindi diventa anche difficile, ci si sente davvero piccoli di fronte alla grandiosità del Signore. È quel modo di cantare con l'anima e con le voci. Questa sarà la proposta di Suddono che ascolteremo dal coro cittadino. Quindi è un culto piuttosto antico, in realtà nella metà del 1500,
tutta una tradizione legata anche alla dominazione spagnola, con gli stessi dorsos, che appunto erano i dorsos dopo poi a seconda della provenienza della penisola iberica, che in Sardegna hanno avuto naturalmente delle modificazioni e sono diventati patrimonio popolare prima per le loro santi, ma poi nel corso dei secoli, soprattutto nell'area del Capitano, i Doccius, sono diventati anche tanti popolari che hanno perso o comunque si sono legati anche a zone non strettamente sacro o di accompagnamento liturgico. Quindi una diffusione ampia in tutto il territorio regionale, e qui siamo nell'Ottocento, quando un poeta che chiamiamo poeta di penna o al tavolino, padre di un grande poeta invece improvvisatore, poeta Bono, lui era Giovanni Ubeddu, mentre appunto il figlio poeta improvvisatore, il famoso Antonio, che nel secolo scorso insomma, ha avuto occasione di raccontare attraverso questa nobile arte l'esperienza dei poeti improvvisatori. E in questo caso questo culto alla Madonna di Monserrato, che tra l'altro è anche un luogo di culto in Colle, dove appunto domina un po' tutta la cittadina di Ozieri, a quale gli ozieriesi sono particolarmente legati. Quindi ecco, noi vedremo questa ispirazione anche delle atmosfere in qualche modo spagnole, così come quelle che hanno influenzato anche il nostro canto a chitarra. Ci sono molti riferimenti in questo canto, dove ancora una volta Mario Colombo ha curato parte delle armonizzazioni, e quindi insomma, in questo canto dedicato alla Madonna di Monserrato vedremo e ascolteremo molte cose piacevoli, molti richiami, molte citazioni.
dentro la nostra memoria, l'anima, continua il riverbero dell'emozione anche dopo aver sentito l'ultima nota e l'ultimo verso. Quindi grazie per il vostro canto, per i vostri repertori. Salutiamo un po' il coro. Contemporanea che hanno reso piacevole anche una versione polifonica come quella del coro. Stasera invece ci porteranno come cuore lo spirito di questa iniziativa in alcuni campi religiosi, partendo dalla Pater Noster, quindi dal Padre Nostro, sul Babbo Nostro, nella nostra variante linguistica sarda, da una delle tante interpretazioni, perché in questo caso la musica è di Emilio Capalbo, che è un musicista contemporaneo, proprio molto giovane di spirito, nel senso che lui partecipa anche a formazioni musicali nel corso dell'ambito del pop, del rock, della scena musicale carriericana. Quindi insomma con questo canto si apre la proposta del coro Carrales diretto da Giuseppe Altea, la sua musica. Bom, 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 bom.
Intensa, adesso c'è
riporta al 15 gennaio del 303, quando allora è stato decapitato. Ecco, qui l'ultima cosa che ha voluto fare è la preghiera che chiede protezione per la città di Cagliari. La città di Cagliari, la Sardegna, è stata salvata dalla peste, dalla resistenza del 1556 da 363 anni ogni anno. Cagliari si celebra questa processione devozionale per il santo protettore. E questi noccius che nascono insomma dalla devozione, dall'azione collettiva, anche per voci dispari insieme, uomini e donne, prima ancora che il canto venne armonizzato per quattro vocifari. E allora la bellezza di questo canto è che si rivolge insomma a Efisio per ringraziarlo per ciò che ha fatto e naturalmente come tutti i doci come tutte le cause dei santi, naturalmente si percorre attraverso la geografia i momenti più importanti e fulgidi che hanno segnato la nascita al cielo del santo e naturalmente il rapporto con le varie popolazioni. In questo caso Castello, quindi l'Italia, quindi questo oggi su questa
quella cosiddetta scuola morenese, sempre con le 4 sezioni locali, maschili, municipali, e quindi loro hanno voluto dedicare a Maurizio Carta questa loro associazione. Quindi io li inviterei subito, diventa dal maestro Salvatore Stampa il coro Maurizio Carta che lui sta. Eccolo qua, accomodato. Questa collaborazione la loro carriera in Italia ha avuto molti riconoscimenti, ha partecipato come tutte le fondazioni che sono presenti stasera, tanti incontri anche internazionali, ha inciso con il disco del 2013, ha cantato davanti al Papa, ha fatto tante belle cose importanti. E stasera nel loro repertorio ci riconducono prima il primo canto allo Stabat Mater, quindi al momento in cui la madre addolorata stava in concentrazione, in sofferenza per la morte, la passione, la morte, la crucifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Ed è un canto molto importante che ha un'origine duecentesca, arriva da Bologna, forse le prime documentazioni arrivano da un monastero bolognese, ma la diffusione è stata immediata in quegli anni, per tutto il XIII secolo. Poi ritorna in modo estremamente presente, siamo nel XVIII secolo, per accompagnare un po' in tutti quei luoghi dove si vive la sacra rappresentazione della passione di Cristo, e quindi ecco che questo Stabat Mater, ancora una volta, il momento della grande sofferenza e solitudine della Madonna di fronte alla morte di Cristo, che si ripropone. In questo caso noi ascolteremo una versione che sa un po' della storia del canto polifonico, perché si fa alla versione armonizzata dal maestro Giampaolo Morrilla, qui siamo nei primi anni 60 del Novecento, e tra l'altro con eseguita nella cattedrale di Nuoro, e la musica allora aveva occasione di essere, come dire, proposta dal privatore Busanza. E quindi questa elaborazione che noi ascolteremo in una versione che si fa con fratelli, come vuole con questo tipo di tradizione, soprattutto nell'area dell'appannaggio e del Monferrato. Noi avremo modo di ascoltarla con la direzione e quindi con le voci del coro vocale, con la direzione del maestro Salvatore Stampa. Lo Stabat.
appunto ai modelli delle confraternite di cui parlavamo prima. E un altro canto, in questo caso Reina, siamo nell'ambito del centenario della Settimana Santa, e in queste circostanze Monsignor Bonaventura Licheri nasce nel 1667 e scompare nel 1733. Anche in questo caso è importante non solo per il discorso che abbiamo fatto prima su Dio di Salve Maria, la traduzione della lingua castigliana, ma anche per i componimenti che ha lasciato. Ha fatto delle grandi istantanee sulla vita dei santi e le tradizioni, soprattutto dell'area dell'Oristanè, di quei territori intorno a Neoneri, luogo che diede i natali al gesuita Monsignor Bonaventura Licheri. Ecco che questo canto Reina, che appunto si rifà il canto delle Salve nella Settimana Santa, è un'altra di quelle occasioni che sono state fortemente vissute dal popolo durante le processioni, e di volta in volta venivano anche cambiati componimenti poetici, testi, ma certamente quello era il riferimento del canto, del componimento quindi noi lo ascoltiamo in una versione estremamente raffinata, così come vuole, insomma, l'organizzazione della musica per i cori a quattro voci pari, e quindi però con tutti quei richiami che, come sempre, insomma, il popolo, prima ancora delle armonizzazioni per coro, ha vissuto. Per cui ascoltiamo dal coro Maurizio Carta di Oristano, Reina. Oh
energica e appassionata, non stava. Allora, per concludere, noi adesso ricordiamo un ambito musicale un po' meno affollato, ossia quello dei canti della Natività, canti del Natale. Nella nostra produzione, nel nostro patrimonio, insomma, di canti, certamente c'è una grande varietà di quei canti che raccontano, insomma, la settimana santa, quindi la passione della morte di nostro Signore Gesù Cristo. Certo, molti di meno quelli legati alla Natività, si pensa al Cristiero, quindi alla Celesti Tesoro, ma una di queste produzioni legate alla Natale è stata portata avanti prima da Don Pietro Casula, Vaigaso, chiamato Fagogo di Vertina, che ha scritto quei canti del novenario, quindi la Corte di Nego, l'Asi di Est, Nego, la Sagrunte e così via, sono tanti i 9 canti che sono diventati poi popolari anche grazie alle registrazioni discografiche e all'interpretazione di artisti del genere di lingua sarda un po' più moderna. Ma un canto invece fondamentale legato al Natale è quello che ha scritto il poeta desunese, Antioco Casula, noto col noviglio insomma, di Montanari, che viene a mancare il 3 marzo del 1957, ma lascia una grande eredità di componimenti poetici, alcune sono liriche dedicate al suo paese natio, Desio, che lo descrive, insomma, come una vita fiera e ruzza, immersa in sottostante secolare, insomma, racconta come dire, con molta passione i suoi luoghi, ma racconta anche il Natale, una notte del Natale. Quindi noi ascolteremo questa versione che è appunto realizzata con la melodia del maestro e del direttore Salvatore Sapa. Noi lo ascolteremo insomma dalle voci del coro di Oristano dedicato a Maurizio Orlando, la notte del Natale. Amen.
Ancora salutiamo il passaggio del coro egoisti. Ancora Maurizio Carta. La famiglia di dove sono le fattori di salute? Ecco in basso, la figura di adesso si ritorna insomma il coro di casa con questa pratica del cantare in polifonia, che in realtà è una delle attività umane tra le più coinvolgenti, dove in realtà c'è sempre una grande attenzione per ciò che fa il compagno che sta vicino, c'è una bella comunione e condivisione, c'è questa pratica e questa relazione con la musica, questa percezione quasi multisensoriale, insomma è bella, oltre che l'amicizia insomma delle voci, anche queste sensazioni che si vivono all'interno della formazione corale, che come abbiamo visto si dispone sempre questa formazione circolare per dare insomma la possibilità di ascoltarsi sempre nello stesso modo, con la stessa intensità. E questa occasione del coro del cantore del Salute ci riporta insomma anche all'identità oroseina. Abbiamo visto come spartendo da questa pratica polifonica un po' più generale, pansarda quasi, però ciascuna di queste associazioni corali ha voluto caratterizzarsi e caratterizzare i repertori per le varianti linguistiche, per i contenuti poetici, e il coro di Roseno ha fatto modo, è entrato nel tessuto del territorio locale, tanto è vero che un momento di grande condivisione è stata la pubblicazione discografica del coro dello Scultore del Sapore, perché proprio dal titolo che canta su Visese ha voluto proprio manifestare orgogliosamente insomma la propria identità, mettendo su una serie di repertori che sono così riconducibili insomma alle pratiche di questa comunità. E con loro, sempre con la direzione di Nanani, noi andremo ad ascoltare un canto che ancora una volta è proprio il frutto di un legame secolare, perché insomma si parla di Santa Maria Mare, quindi si parla della chiesetta del XIII secolo, si parla di questo momento collettivo di fine maggio, dove insomma la comunità con i canti, i dozzi, spergadoria, insomma porge inni a Santa Maria del Mare, le comunità dei pescatori, insomma sono grandi suggestioni, quelle stesse suggestioni che hanno condizionato Angelino Nani per scrivere insomma questo testo che vuole essere insomma l'omaggio alla Santa Maria Mare, per portarci un po' anche alla tradizione che vuole che questa stata col bambino poi si è trovato sulla spiaggia, il mare, comunque un legame con quell'elemento della natura che circonda la nostra terra. In questo caso la direzione Divina Nanni ha scelto come solista Ettore Magni con questo canto che è un po' patrimonio collettivo ma che nasce dalla penna, come detto, di Angelino Nanni, e si intitola Santa Maria Mare. Sisternos codiaros,
insomma, per le sue caratterizzazioni, e quindi l'idea però di condurre la Chiesa è un'altra cosa importante. Assolutamente sì, innanzitutto grazie a tutti e non pensavo di vedere una cosa così carica, così interessante. L'idea giustamente era quella di portare avanti il discorso canonico, il discorso di canto che è proprio della nostra isola, della Sardegna. La tradizione vuole che si sia tramandata attraverso i canti religiosi, quindi secondo noi è l'occasione migliore per poter proporre quello che si sviluppa nelle nostre quattro province. Il canto religioso è il conduttore, non è solo una musica che può essere piacevole o che pure può portare un simbolo di religione. È una cosa che ci accomuna, una cosa che ci lega, è una catena indissolubile. L'abbiamo dimostrato questa sera, penso che anche se apparteniamo a una provincia sicuramente diverse, distanti per costumi, per colori e per tradizioni, abbiamo reso l'idea che questa sera invece siamo un popolo, siamo uniti con delle similitudini che sono sotto gli occhi di tutti, sono enormi. Approfitto per invitare, l'ho detto in apertura, queste iniziative che nascono ovviamente dal desiderio, dalla passione, dalla volontà, insomma, delle associazioni, in questo caso lo Santore di Sadure, ma ovviamente sostenuti dall'amministrazione comunale, sempre sensibile, attenta a questi fenomeni, questi fermenti e queste occasioni che sono capaci di aggregare tanti appassionati. Quindi invito, se è presente il sindaco di Cazzaro, mi farebbe piacere il suo saluto per insomma, testimoniare la vicinanza di tutta la comunità orosegginata. Ci ritroviamo a distanza di prego, sindaco. Buonasera a tutti, benvenuti. Per me è un piacere essere qui a raccogliere il frutto di un movimento culturale che sta diffondendo in maniera importante dello stesso. Il Cantore del Santore è soltanto un esempio. Ho iniziato 10 anni fa un percorso culturale che sta portando ad essere una formazione apprezzata da tutti quanti. Cosa dire? Mi è piaciuto molto il discorso delle quattro province. Quattro province perché sono quattro modi diversi di essere, di cantare, diversi come sono diversi i panni che indossano, i panni differenti, però tutti sono nell'alveo di un canto ecclesiastico, non ecclesiastico, all'interno dei canti della Chiesa che sono comunque la base di partenza per questo tipo di canti. L'amministrazione comunale è molto vicina a queste attività culturali, perché credo che sia un obbligo essere vicino, perché quello che fanno costa fatica in tutti i sensi, e quindi essere presenti e poi godere delle emozioni come stasera è una cosa importante. Grazie. Grazie. All'ulteriore ringraziamento che io rivolgo a nome degli organizzatori, al sindaco e all'amministrazione comunale tutta, voglio ringraziare, credo che poi abbiamo pensato a un pensierino, una cosa lo faranno poi sicuramente, voglio ringraziare il coro città di Ozieri, grazie infinite. Se il direttore o un componente del coro di Ozieri che vuole venire a ridare un piccolo segno, che vuole suggellare questa prima edizione del cantone Stregheria, ecco qua, così insomma dare modo di una tanga, la locandina, insomma tutto quello che fa parte dell'organizzazione.
quando le setture mi sembra sempre di essere a casa, no? Devo rubare un attimino il microfono. Prima di tutto volevo dire una cosa, è inutile dire che la serata ha avuto questo successo anche per il supporto di Ottavio, che è stato formidabile. La tacca e lo CD e la locandina affinché possa restare in memoria di ciò che è stato questa sera. Ottavio, grazie ancora. Innanzitutto un piccolo ringraziamento anche ai nostri sponsor che ci hanno sostenuto. L'amministrazione comunale è già stato detto, grazie a voi, grazie ai cori che sono venuti, che ci hanno fatto onore con la loro presenza in questa locale. È difficile di realizzare una serata come questa, e sotto gli occhi di tutti è abbastanza semplice organizzare tutto e fare in modo che vada tutto bene. L'artefice però di tutto non è il coro, ma è chi conduce il coro, è quella persona che con la pazienza, con l'arte, con la professione, fa in modo che il nostro gruppo riesca ad andare avanti. Detto così sembra veramente banale, sembra semplice, invece è la cosa più complicata che ci possa essere. Grazie alla nostra maestra Luna. Premiazione che è un segno molto più profondo, si sono raccolte le ultime emozioni di questa bella serata che è la prima, speriamo, di una lunga serie, ma la presenza del sindaco dell'amministrazione, l'entusiasmo del coro organizzatore, l'amicizia delle corali ti lascia immaginare che questa rassegna avrà insomma tanti anni a venire, tante occasioni per regalare ancora quelle stesse emozioni che abbiamo vissuto stasera. Grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza che ha dato significato insomma, a questa serata, e grazie ancora agli organizzatori e buona estate.